Vicegovernatore Riccardi, oggi l'importante apertura di questo Ponte Bailey che consentirà il collegamento con la frazione di Timau e soprattutto anche i lavori di sgaiamento del ponte comunale per l'Ossario che è stato danneggiato dal maltempo. Sì, è uno dei tanti interventi che si sono già organizzati subito dopo l'emergenza e il maltempo. Oggi in tempi record, mi pare possiamo dirlo, viene abilitato all'utilizzo dei cittadini che ovviamente erano isolati a causa di questa infrastruttura che era caduta. Io non posso che ringraziare l'ANAS che ha collaborato con la Protezione Civile per risolvere questo problema. È stato un lavoro fatto insieme anche con l'amministrazione comunale, insomma lo schema organizzativo funziona e quindi questi sono i risultati. Assessore Pizzimenti, quest'opera realizzata al Ponte Bailey a Timau conferma l'ottima collaborazione fra Regione Friuli Venezia Giulia e ANAS. Sì, in questi casi così drammatici è ovvio che è necessaria la collaborazione di tanti soggetti, di tanti enti. In questo caso l'ANAS è stata bravissima e devo complimentarmi perché ha fatto un lavoro in pochissimo tempo e ha dato risposta a quelli che sono poi un quartiere intero di questo paese.